Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva, in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Prima pagina della Voce di Rovigo, questo titolo: i Velox dalle uova d'oro. Nell'ultimo anno in Polesine multe per oltre 12 milioni di euro. Bella questa notizia, sono 53 anni di amore per il paese e per la Pro Loco di Donada. Un traguardo importante per il sodalizio guidato da Antonella Ferro, che si prepara alla ripartenza. Ed è appunto oggi che la Pro Loco di Donada compie 53 anni. Complimenti! Rovigo, il futuro di Piazza Merlin, sta a cuore a molti rodigini. Senza il chiosco che dal 1992 animava questo bypass verso il centro, è diventato un non luogo. Quindi la prima idea per rianimare la piazza è arrivata dagli ideatori del progetto Luci, e quindi la realizzazione di una serie di giochi per bambini disegnati per terra che traggono ispirazione da quelli popolari di un tempo ormai passato. Il Gazzettino Nazionale: Italia in rosso fino al 15 aprile. Gli esperti del CTS premono per la proroga dei divieti, ma le scuole aperte dopo Pasqua. Veneto, terapia intensiva quota 260, in calo gli ottantenni malati gravi, crescono purtroppo i sessantenni. Pagina di Rovigo, vaccino dal medico, a giorni si parte. Le prime a partire saranno le medicine di gruppo di Adria ed Ariano Polesine. Disponibili anche gli spazi dei centri ULS. I dottori di famiglia somministreranno le dosi partendo dalle classi di popolazione comprese tra i 70 e i 79 anni. Per quanto riguarda le defezioni, da parte del personale della scuola, 1 su 2 rifiuta la dose AstraZeneca. E anche i farmacisti, con il loro presidente dell'ordine polesano Meloncelli, affermano pronti a inoculare il siero se sarà disponibile. Le nostre farmacie sono già un punto di riferimento per i cittadini. E purtroppo, sempre parlando di pandemie e di contagi, si riaccende il focolaio a Portoviro. Casa di cura, i contagi salgono a 10. Tutti i 10 pazienti degenti del reparto di medicina sono asintomatici e isolati in un'apposita area all'interno della struttura. Coronavirus e Pasqua, il pranzo di Pasqua arriva a casa. Molti ristoranti si stanno preparando per poter lavorare in qualche modo nella ricorrenza come l'anno scorso. Chef e titolari hanno dovuto studiare in questo anno soluzioni per il trasporto del cibo e piatti adeguati. E quindi, non essendo possibile sedersi ai tavoli dei locali, chi vuole potrà avere il pranzo consegnato. Adria, il comune vuole 2,2 milioni di euro vendendo locali e terreni. In questo 2021 si punta a 562 mila euro partendo da una casa in via Corridoni. Tra gli immobili si trovano anche gli ex uffici INPS e il commissariato. L'ex commissariato di polizia, che si trova a fianco della cattedrale, è stato più volte messo in vendita senza felice esito. L'amministrazione ci riproverà nel 2023. Socoterm, sempre ad Adria, oggi in incontro con l'assessore Eneta Donazzan, quindi la regione in campo per affrontare il nodo Socoterm. Vi sarà un presidio in centro città di sindacati e RSU in contemporanea alla riunione. Premio Amnesty International Italia Voci per la Libertà. Sono state scelte le canzoni candidate quest'anno al premio. Tra gli artisti selezionati, J-Ax, Levante, i Maneskin, Samuele Bersani ed Eugenio Bennato. La 24esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, è in programma dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare. Voce di Rovigo, ambiente, allarme siccità sul Po è già agosto. La sofferenza idrica mette a rischio la coltivazione di mais, soia e barbabietole. Il fiume Po è in secca con lo stesso livello idrometrico della scorsa estate, proprio all'inizio della primavera, quando le coltivazioni hanno bisogno di acqua per crescere. E per finire lo sport, l'eccellenza al via senza lo Scardovari. Il campionato riparte il 18 aprile con 19 squadre soltanto, divise in 2 gironi. Il direttore sportivo Vendemiati afferma: i giocatori hanno quasi tutti una prima occupazione e non possiamo rischiare. In ogni caso, lo Scardovari manterrà il diritto di rimanere nella stessa categoria anche la prossima stagione.
puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite, vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!